Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e dello Spazio Più in particolar modo. Sono Mimmo Magnetta, sono in diretta dalla città eterna, non faccio mai mancare la mia presenza anche se sono in altri lidi, insomma, in altre situazioni. Sono qui e siamo in attesa per iniziare il nostro Spazio Più della partecipazione di Carlo Persano, un altro co-conduttore che ogni volta che lo chiamo piglia e arriva di corsa. Carlo Persano, ci sei già con noi o no? Buon pomeriggio Mimmo, buon pomeriggio a te. Io sono da Milano, la capitale economica eterna. Quella eterna, sì, è vero. Infatti qua di eterno ci sono solo i Sette Colli e il solito casino che c'è qua a Roma. Roma è sempre un po' un mezzo disastro per girare, sempre assediata dai turisti in ogni dove. Mentre a Milano il turismo lo vedi solamente nel centro città. Ti perdo Io non ogni sono tanto, riuscito Mimmo, appunto a spegnere. Dalla città eterna si Ogni perde tanto succede. il contatto ogni tanto, Sì, no, sai cos'è che ho ricevuto una chiamata e allora io non so, con Teams di solito non dovrebbero intervenire chiamate, invece no, evidentemente. E dato che io sono un po' un boomer ormai sono diventato un boomer, certe cose ancora non ho imparato a usarle e vabbè, comunque insomma, siamo qua. Oggi di che cosa vogliamo parlare, Carlo? Ma allora, secondo me abbiamo due situazioni, potrebbero essere entrambe. Allora, la prima situazione è prendere un po' in giro un grande del cinema italiano come Benigni, che quando si è fatto sentire lì da Fazio è stato, diciamo, è stato un po', si è allargato un po' troppo, secondo me, in quello che stava dicendo. Carlo Persano, un grande soprattutto per quanto piglia ogni volta che interviene, o sbaglio? Perché lo pagano molto, molto bene i suoi interventi. Adesso quello non so dirlo, però io devo dire che sono stato un suo grande fan, soprattutto con i primi film che ha fatto. L'altro giorno hanno passato Non ci resta che piangere, dove era insieme a Teo Roisi, è stato fantastico lì. Dopo, certo, quando si scosta un po' dal cinema rischia di fare qualche brutta figura, questo sì, però va bene. Se è una persona spiritosa si lascerà prendere un po' in giro, voglio sperare. E poi possiamo anche andare su argomenti un po' più seri, anche quelli di Benigni alla fine, se ne parliamo saranno seri, però perché alcune cose bisogna per forza segnalargliele. E poi possiamo andare sui tre argomenti principali che stanno coinvolgendo tutto il mondo, che sono le guerre, gli effetti dell'intelligenza artificiale, quelli negativi, ma anche i tanti positivi, e quello che potrebbe succedere col dollaro, la cosiddetta dedollarizzazione. E dei lingotti d'oro questa volta non ne vogliamo parlare? Io sono passato l'altro giorno davanti alla Banca d'Italia, non ho potuto fare a meno di pensare ai nostri lingotti d'oro che sono depositati nel cavone. Io faccio ancora una volta, mi tocca fare grandi complimenti credo sia senatore Borghi, no? Claudio Borghi della Lega, perché un po' di anni fa, forse 3 anni fa, è stato il primo a dire: signori, chiariamo subito di chi sono quei lingotti prima che qualcuno si metta in testa idee strane. Per fortuna che l'ha fatto e oggi il governo è arrivato anche a concludere, diciamo, la partita dicendo: toglietevi dalla testa, signori di Bruxelles, che su quei lingotti ci potete mettere sopra le mani, anche perché loro
è triplicato nel suo valore, quindi questi lingotti che prima valevano un centinaio di miliardi adesso ne valgono 290. È chiaro che Quello questo... è un motivo in più per aumentare gli appetiti di certi personaggi che si sono fatti, che ogni volta si fanno i conti loro, no? Gli appetiti Se e le loro triplica. invidie, Sì. perché secondo me l'Italia è in un buon momento economico, l'abbiamo detto in varie volte anche noi nelle puntate precedenti che l'imprenditoria italiana, specialmente la piccola e media imprenditoria italiana, ha capito che doveva darsi da fare da sola, semmai gli fosse mai venuto il dubbio in passato, e quindi è andata nei mercati esteri. Adesso l'Italia ha una posizione molto importante dal punto di vista come Il paese possesso esportatore. dell'oro. Ma Carlo, ho letto bene o ho letto male? Che praticamente siamo i terzi noi in quanto a proprietà di oro? Leggevo su, Dunque, non mi ricordo più prima su gli Stati quale Uniti, poi la giornale. Germania, sì, e terzi dovremmo essere noi, poco sopra la Francia. Sì, sì, l'Italia ha sempre... gli italiani sono sempre stati un popolo risparmiatore. È un'altra delle cose che danno fastidio a Bruxelles, che gli italiani hanno sempre tenuto molto, molto ai loro risparmi nelle banche, hanno sempre molto investito negli immobili, nella casa, quindi questa è un'altra cosa che ha sempre dato un gran fastidio a tutti quanti, che ci vorrebbero vedere, almeno quelli che vorrebbero vederci in ginocchio con un piattino a chiedere aiuto. Invece adesso l'Italia è un momento in cui veramente l'esportazione si è svincolata molto dalla Germania, l'Italia, perché tutta l'esportazione, mentre noi prima come terzisti della Germania correvamo un grosso rischio, in parte lo corriamo ancora, perché ovviamente se crolla del tutto la Germania, tutti i nostri terzisti devono ulteriormente andarsi a cercare nuovi mercati. Però devo dire che gli imprenditori italiani sono stati veramente fenomenali in questo, i piccoli imprenditori soprattutto, perché sono stati veramente capaci di trovarsi in nuovi mercati, fuori dai circuiti dei tradizionali. Io ho visto la lista proprio dei nuovi mercati dove sono arrivati, e tanto di cappello, e oggi l'Italia, grazie a tutta sta gente qui, vive in una situazione che i francesi e i tedeschi si sognano. E se vogliamo Sì, anche gli americani se la sognano. nonostante tutti i tentativi che l'Unione Europea ha posto in essere per metterci in difficoltà e in imbarazzo, posso dire una cosa che come sono, tanto cioè per confortarti in quelle che sono le tue parole riguardo alla capacità dei piccoli imprenditori, però pure i tanti piccoli che fanno fatica ad andare avanti, anche loro, insomma, sarà appunto che anche loro sono animati da uno spirito di sopravvivenza, continuano insomma a condurre un'esistenza molto battagliata, però insomma non mollano. Perché io per esempio ho girato parecchio Milano prima di venire via da Milano, ma ho girato anche parecchio qua a Roma e vedo ancora tantissima gente, tanta povera gente che sta accampata nei peggio modi e però appunto continua a resistere, continua a sopravvivere, perché è vero che ci sono tanti che riescono a portare avanti l'economia, tanti pochi ricchi che guadagnano molto, ma molto di più ancora di quanto non hanno mai guadagnato prima, ma ci sono anche un sacco di tanta gente molto Sì, anche povera. se in Italia quella forbice non è così evidente come in altri paesi, però è vero La quello che tengono dici. nascosta Cioè... meglio? La tengono nascosta meglio la povera gente, perché io ho visto qua a No, Roma e mi no, sono no, scandalizzato. no, dico non c'è la forbice tra i ricchissimi e il resto della popolazione, da noi è un po' meno. Adesso poi se se ne va fuori dalle palle definitivamente il can, che noi sarà 4 anni che cerchiamo di spingerlo fuori dall'Italia, Sì, con sì, tutte le... l'ha fatto lui da solo, ma per quanto Lì siamo riguardava gli stati noi i aspetti primi, positivi, sì, noi primi a Lì dirlo, siamo ma stati lui noi i primi a dirlo,
Sì, no, no, è vero, però lui è stato uno che lesto ha trasferito tutti i beni, tutte le positività le ha trasferite nelle casseforti di famiglia, al sicuro, Noi fuori dall'Italia. continuavamo a Insomma. dirgli bloccateli, bloccateli, Sì, bloccateli, sì. e nessuno si è mosso. È chiaro che poi quando i buoi sono scappati, chiudere il recinto, siamo in quella condizione, si deve vendere Repubblica, la Juventus, poi ha finito tutto. Certo. Alla faccia di Il tutti grosso quelli che appunto. se l'è già messo al sicuro, così, alla faccia degli italiani. Però perdonami, si è parlato negli ultimi tempi di bloccare gli asset russi per appunto far ragionare meglio Putin, cioè, ma come gli asset, i capitali, i beni appunto russi che sono sparsi in giro per l'Europa e per tutto il mondo, quelli li bloccano e per dire noi non riusciamo a inventarci un modo per prendere e riprenderci quello che i Savoia e i loro eredi si sono portati via. I Savoia e gli eredi dei Savoia sono anche gli Elkan, giusto? Sì, cioè il modo ovviamente c'è, ci sarebbe stato. È chiaro che ci vuole anche la volontà di fare una cosa di questo genere, ma poi ascolta, ma chi più di tutti doveva strillare? Quelli che hanno strillato più di tutti siamo stati noi, giusto? Sì, sì, E esatto. devo concedere a Calenda, che ne dice tante di cavolate, sugli Elkan è stato uno di quelli anche lui che per primi ha detto "Oh, ma che cosa stanno facendo questi qua?" Però la cosa che veramente lascia attoniti è Landini e il sindacato. Sì, Questi per sì. anni sono stati zitti, andavano a fare le interviste e le passeggiate sui loro giornali, sui loro quotidiani e non attaccavano gli Elkan per tutto quello che si vedeva che stava per succedere. E ancora oggi non fanno neanche un mea culpa, perché dovrebbero dire signori, perdonateci, abbiamo sbagliato. Siamo generosi a dire abbiamo sbagliato, no? Perché è chiaro che finché non c'è prova non ci vogliamo, facciamo finta di non vederci la malafede, mettiamola così. Finché non c'è la prova è come se non ci fosse. Però ragazzi, sono passati tanti anni, continuavamo a dirlo da sta radio, attenzione, guardate a quello che stanno facendo, attenzione, attenzione che stanno portando via tutto quanto, attenzione, siamo finiti qui. Ma Adesso mi sta siamo finiti venendo un che, dubbio, non è attenzione, che e la stessa cosa fermi tutti, la dicevamo sul Monte dei Paschi di Siena e sulle le aziende di Benetton. sì, Che sì, anche lì sì. mo lo vedremo, sarà da ridere. Beh, al momento stiamo solo piangendo, non ci resta che piangere, perché non ci resta che ridere. No, cos'è? Benigni, cos'è che ha detto? Non ci resta che piangere, giusto? Avevamo cominciato con Benigni. Guarda, è l'aggancio giusto, perché Benigni è un bravo ragazzo, però non ti allargare in territori che non sono tuoi, che siccome Napolitano aveva detto che questa era la Costituzione più bella del mondo, adesso lui è convinto che questa sia la Costituzione più bella del mondo. Ma caro Benigni, con tutta la simpatia di questo mondo, ma non ti accorgi che è piena di buche e di falle da cui scappa via di tutto? Cioè la Costituzione dovrebbe essere l'organo che tutela le minoranze, perché se la maggioranza va al potere non si deve prendere tutto, deve lasciare alla minoranza il diritto di voto, il diritto di sindacato, cioè tutte cose sacrosante, ovvio, nessuno le vuole mettere in discussione la raccolta del consenso, il diritto a fare partiti politici, niente, sì, ma non è solo quello la Costituzione per essere la più bella del mondo. Per essere la più bella del mondo, intanto deve impedire a chi governa di fare gli affari propri in tante direzioni. Perché, voglio dire, Beh, è quello Benigni che si tutta è, la si è sinistra, accorto, Carlo,
Carlo, perdona l'interruzione, ma è quello che tutta la sinistra dice ogni provvedimento che questo governo fa. Cioè, praticamente mo la sinistra dice che il governo Meloni e quel che ne consegue fa solamente leggi e cose ad hoc a uso personale o Sì, familistico. che era Cioè, invece quello quando che lo facevano facevano loro. loro, no. Poi loro No, hanno no, sempre fatto. ma questo non sta facendo leggi ad hoc. Questa è la Ecco. verità. Loro le facevano e vogliono imputarle a questo governo qui. Erano loro che le facevano, perché chi è che ha coperto i buchi del loro Monte dei Paschi per 21 miliardi? 21 miliardi sono 42 mila miliardi delle vecchie lire. Chi è che ha dato 8 Cioè, qua miliardi e usciva passa ai Benetton per il Ponte Morandi? C'erano uguale, sempre di 9 mezzo miliardi. loro. Gli danno 9 miliardi senza aspettare la sentenza che poteva rendere revocabile quella concessione anziché pagargliela, e invece gliel'hanno voluta pagare prima. Ma è chiaro che, che- che- che Costituzione è quella che ti consente di fare queste cose senza rendere conto a nessuno? Qual è che bella Costituzione è quella che ti fa entrare nell'euro senza un referendum, senza un passaggio parlamentare? Quanto bella è una Costituzione così? Cioè, tante grazie che oggi, come stavamo dicendo, i piccoli imprenditori, nonostante tutti questi sfaceli, tutti questi enormi errori, nonostante questo, eh, riescono a far aumentare la bilancia commerciale italiana, perché l'Italia di quello deve vivere. Tante grazie alle persone come Borghi che hanno impedito che qualcuno mettesse le zampe sui lingotti d'oro dell'Italia. Speriamo che comunque riesca a Sono preservarli loro che hanno ancora. sempre fatto queste cose. Poi lui ha detto in quella trasmissione: chi vuole la guerra è volgare. Una bella fase a effetto, ci sta, tranquillamente, però mi deve spiegare perché il suo napoletano aveva inneggiato ai carri armati che erano entrati in Ungheria, e come mai il governo dove c'era dentro anche l'attuale presidente Mattarella è stato quello che ha fatto, che ha supportato il bombardamento di Sarajevo. Cioè, cosa vuol dire chi vuole la guerra è volgare? Allora sono volgari anche questi, Bombardamento, secondo. Carlo, dobbiamo aggiungere anche un particolare in più, che oltre ad aver bombardato la Serbia, Sarajevo e tutto il resto, praticamente poi con gli aerei che tornavano dai bombardamenti, che scaricavano le bombe non lanciate nel mare Adriatico, ci sono stati appunto tanti altri morti indiretti da militari che appunto sono stati colpiti dal tumore per causa dell'uranio impoverito. Noi dobbiamo metterci anche quelli di danni che hanno Sì, fatto. adesso Insomma, non so se è questi successo con la Serbia, ma quando c'è stato l'Iraq, sì, dicono che sia successo, certo. Sì, infatti, si ha voglia si è sfogato, ha detto le cose, ma non si rende conto che i suoi idoli sono immersi in questa cosa. Cioè, Berlusconi quante guerre ha fatto? Neanche una, voglio dire. Berlusconi ne ha fatta solamente una che l'ha sempre vinta, e quella per la Patonze. Penso che il presidente mi perdonerà dall'alto dei cieli. E fare la guerra eh, per la Patonze non fa male a nessuno, esatto? Giusto? esatto. No, benché abbiano tentato, non so quanti processi gli abbiano intentato. Quindi capisci, viviamo in un paese dove uno si sfoga in televisione e manca il senso del ridicolo, però, voglio dire, ma che ti sfoghi, ma sei sicuro di quello che stai dicendo? Ovviamente Fazio mica si guardava da fargli notare queste cose, perché anche lui naturalmente fa finta di non vederle. Perché già dicono che faccia le interviste senza mai pungere l'interlocutore. Contraddittorio. Ci sta, con un comico ci sta, ma quando il comico pretende di dire delle cose da statista, ma ascolta,
vatti a studiare qualcosa prima di dire quelle cose lì. Studia un Però scusami, pochino. quella è colpa anche appunto di questo paese in cui viviamo. Cioè, a certe cose, a certi programmi si potrebbe anche opporre. Cioè, Benigni queste cose le ha dette Mondovisione, insomma, ma cioè, non si può proprio sentire. Cioè, pensa a come ci pigliano per minchioni tutti gli altri delle altre nazioni che l'hanno ascoltato in diretta in Mondovisione. Cioè, evidentemente dicono gli italiani, evidentemente sono proprio dei minchioni e questo si meritano, o no? Sono Sì, ormai troppo si è un po' tagliente? riempito di minchioni in giro, perché con l'ideologia woke tra tedeschi, francesi, inglesi, ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori. Probabilmente loro si sentono protetti da quella fazione e ne sparano a tutto spiano, non so, può darsi che sia così. Senti, Sì, ma a sì, proposito di ideologie woke, di intelligenze varie, ma le intelligenze artificiali secondo te ci daranno una mano? Tu dicevi prima quando ci siamo sentiti che qualcosa di buono ci sarà anche in queste intelligenze artificiali. Io ancora non riesco a immaginarmi cosa ci potrà essere di buono in un'intelligenza artificiale che gira e rigira, sostituirà totalmente l'essere umano, l'uomo. Già adesso di umano ne vedo poco. Se dovesse ma andare avanti, sai, io vedo tanto buono nell'intelligenza artificiale, ma tanto tanto. Certo, ci sono anche notevoli rischi, questo sì. Però se uno ha un parente malato o egli stesso è malato, ragazzi, meno male che c'è l'intelligenza artificiale che ormai inizia a studiare i dati biometrici della singola persona in un certo modo e arriva a dosare bene quella che può essere la cura nei tuoi confronti. No, queste cose qui prima non c'erano, adesso ci saranno sempre di più perché saranno i calcolatori che mischieranno queste masse dati e da tutto questo mischiare verranno fuori i dati corretti per la salute delle persone, per dirla della salute delle persone. Ma poi io, che è anche un po' il mio settore di lavoro, io ho visto la robotizzazione nei processi industriali e lì bisogna fare, ma lì è tutta questione di chi governerà queste cose, perché è chiaro che se queste cose verranno lasciate in mano a delle persone senza scrupoli, ne tireranno fuori dei problemi. Se verranno affidate a persone che invece hanno empatia nei confronti dei propri simili, verranno fuori cose molto utili, perché gli antropologi dicono che ai tempi dei cacciatori-raccoglitori l'uomo lavorava 15 ore alla settimana contro le nostre ex 40, e in alcuni casi anche di più, perché c'erano aziende dove altro che 40 in Veneto, in Lombardia e anche in altre parti d'Italia dove in certi momenti si lavorava veramente duro. Ma se l'intelligenza artificiale sta riportando a quei ritmi di lavoro con, diciamo, una salute nella vita media diversa, ma cosa ci può essere di male? È chiaro che oggi tutti dicono: ma chi pagherà le tasse se uno anziché lavorare 40 ore ne lavorerà 15? La macchina. La risposta però lì è posso fare una domanda provocatoria. Tu parli dell'intelligenza certo. artificiale darà dei vantaggi in quello che sono i programmi industriali, ma di che programmi industriali parliamo? Di che industrie parliamo? Che industrie ci sono rimaste a noi in Italia grazie a tutto lo sfacelo prodotto da decenni di governi della sinistra o del centro-sinistra? Non è che questa Non ci sono, intelligenza non ci sono. artificiale Allora, tornerà guarda, anche utile.
Anche questo è un argomento da sfatare, perché secondo me è stato trattato in maniera molto poco professionale, perché si è molto puntato all'idea che o l'industria era grande o non produceva economia di scala e veniva fagocitata dal resto, giusto? Dai concorrenti enormi. Questo è quello che ci hanno fatto credere le famiglie di industriali, le grosse Sì, chi ci ha famiglie. voluto credere, esatto, ma chi Sì, ha fatto sì. il lavoro nei fatti si è accorto che non era sempre così, anzi, perché si creavano dei conglomerati di aziende, ognuna con diciamo il suo privato, e questi conglomerati facevano sistema. Quindi non c'era la unica grande azienda, ma c'era un gruppo di piccole aziende che facevano sistema. Se no, come ti spieghi che le piccole e medie aziende stanno fatturando a tutto spiano e si stanno prendendo giorno dopo giorno sempre più mercati esteri? Perché? Quelle sono tutte aziende che subiscono la concorrenza dei colossi. Certo, offrono quello che offre l'Italia, cioè il Made in Italy, che vuol dire Made in Italy vuol dire fatto bene. Quando sei all'estero e dicono dove è fatto? In Italia, per tutti vuol dire che è una cosa fatta bene se è fatta in Italia. Quindi questo c'è da quasi sempre, diciamo, questa concezione del Made in Italy. E questo è stato sfruttato bene, e in più la modernità, i nuovi brevetti, sono tutti piccoli, non sono, cioè, sono tutte piccole e medie aziende che fanno sistema e che stanno venendo fuori con grande personalità e grande intelligenza. Quindi sì, d'altronde non andiamo tanto lontani. Lo stato produttivo più grande negli Stati Uniti è la California, c'ha un'impresa ogni 5 abitanti. Quindi, voglio dire, anche lì si fa sistema, no? Cioè non esistono solo i colossi della Silicon Valley, eccetera, eccetera. Ci sono anche quelli che fanno un pezzettino ognuno della fase produttiva. E quindi, secondo Senti me, Carlo, ci stiamo avviando verso la prima. Non bisogna rimanere con gli schemi di sempre, bisogna capire che il mondo sta cambiando, che ci sono enormi rischi in questo cambiamento, sia etici, sia morali, sia sociali. E quindi è chiaro che a quel punto, in un frangente di questo tipo, è chiaro che contano molto quelli che gestiscono. Certo, se quelli che gestiscono sono quelli che si incontrano a Davos, dove va anche la Lilly Gruber dai suoi amici, e quelli fanno le riunioni per stabilire come spartirsi le masse dati, perché è chiaro che chi gestirà queste masse dati sarà quello che poi avrà la conoscenza tramite l'intelligenza artificiale e potrà comandare il mondo. No, le masse dati devono essere di tutti, quindi chi gestisce il mondo non deve dare retta a questi dem, che la maggioranza sono sempre loro del giro dem, se non mica ci andava la Lilly Gruber ovviamente, che avevano deciso di spartirsi il mondo o ancora ci stanno tentando alla loro maniera, invece il mondo deve essere di tutti, grazie anche a nazioni che la Russia, la Cina, l'India, che a Davos non ci vanno e che e che gestiscono le masse dati indipendentemente. Quindi ti devo bloccare perché siamo arrivati alla prima metà, perciò diamo spazio alla pubblicità e poi dopo riprendiamo il discorso. Pubblicità. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano.
Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Di nuovo a voi la linea. Eccoci, siamo sempre nello spazio più di martedì 23 dicembre. Io sono Mimmo Magnetta, ho con me Carlo Persano, l'altro storico conduttore di questa trasmissione. Vi ricordo il numero della diretta, se volete appunto potete chiamarci. Il numero della diretta è 02 92 94 72 22. Ripeto, 02 92 94 72 22. Chi volesse appunto condividere i suoi pensieri con noi o parlare anche d'altro attraverso il nostro spazio più, può partire già da adesso. Carlo, stavamo parlando appunto di quanto si possa impiegare bene l'intelligenza artificiale anche per la piccola e media impresa. A conoscenza tua, ce ne sono già tanti che la stanno applicando, la stanno utilizzando? No, io sono un po', io mi occupo di altri settori, i settori di cui mi sono sempre occupato io, quelli appunto del piccolo commercio, dei pescatori o degli stabilimenti balneari, ancora ci navigano poco sull'intelligenza artificiale, anche se qualcuno guarda, timidamente si sta affacciando. Devo dirti una cosa, cioè la definizione di intelligenza artificiale è una definizione di questi ultimi 2 o 3 anni, ma nelle aziende esisteva già. Tutto, certo, è andata sempre più raffinandosi di anno in anno, però il concetto di utilizzare le masse dati nelle aziende esisteva. Cioè, qualsiasi piccolo imprenditore che deve farsi un'idea del mercato a cui deve puntare, con il tipo di target delle persone alle quali vorrebbe vendere il suo prodotto, con il prezzo giusto per vendere a quel tipo di target di persone. Questo erano studi analisi, sono studi analisi che derivano da una raccolta di dati che più avanza, più si fa importante come numero di massa del dato e più diventa così efficace nel centrare l'obiettivo. Ma questa è una cosa che oggi, diciamo, chiamiamo così, al pubblico esterno la vede come una novità, ma nelle aziende queste cose qui esistono da tantissimo tempo, come esistono da tantissimo tempo, e io ne ho esperienza proprio personale, sui progetti di robotizzazione dei cicli produttivi. Cioè le aziende ci chiamano spesso gli analisti per capire qual è il ritorno dell'investimento e normalmente noi presentavamo 3 tipi di soluzione, uno ad alta robotizzazione, una media e una piccola. Le aziende... Carlo Persano, su che importi andiamo? Tu hai parlato di 3 tipi di suggerimenti che davate. Quale può essere l'investimento che una piccola media azienda a cui può partecipare? Insomma, a che livello economico arriviamo? Se sono rimasti ai tempi antichi, io mi ricordo quando nell'86 aprì il magazzino L'Ingrosso, mi dotai del programma della Olivetti che mi costò 8 milioni e mezzo di lire e io lo usavo appunto per fare carico e scarico merce e le fatturazioni, e ancora me li ricordo quegli 8 milioni e mezzo di lire che io investii
in quel programma, che però in effetti mi fece fare un lavoro sempre in maniera proprio precisa, insomma. Adesso un piccolo e medio imprenditore che si vuole dotare di queste possibilità, quanto arriva a spendere? Ma allora intanto devi tenere presente che l'imprenditore normalmente non compra tutti i moduli, va per gradi e compra un modulo alla volta. Partendo ovviamente dal modulo che gli interessa di più per finire a quello che sembra interessare di meno, ma visto che ha un'interdipendenza non è vero che interessa poi così di meno. Ma allora, se parliamo semplicemente di hardware e software, cioè quindi le macchine più i programmi, partiamo da investimenti anche da 20.000 euro, perché ormai sono strammortizzati, perché ti ripeto, non nascono adesso, nascono anni e anni fa, partono da 20.000 euro e puoi arrivare anche ai 2-3 milioni di euro a seconda di quello che devi fare. Quindi è questo il tipo di investimento, ma questi piccoli che stanno girando per il mondo, come? Sì. I piccoli che stanno emergendo ora e che stanno appunto che si affinando stanno dando da fare tantissimo. Io immagino che sia tutta gente che sta su un investimento tra i 100 e i 300.000 euro, perché per avere diciamo, la cattura del dato rispetto al mercato che stanno visionando, e sto parlando solo della parte informatica, perché l'intelligenza artificiale poi viene applicata alla robotizzazione dei cicli. In quel caso naturalmente poi dipende dal tipo di macchina, se è una macchina con i mandrini, se è una pressa, dal tipo di macchina, e lì naturalmente può variare tantissimo l'investimento. Però io ho visto anche che le banche italiane, di fronte a un fatturato, cioè se l'azienda presenta un contratto con un fatturato, e naturalmente è un'azienda che non ha mai tirato scherzi alle banche, ha sempre raccontato tutto in trasparenza, e sono tantissimi questi che si sono comportati così, la stragrande maggioranza. La banca, di fronte a un progetto finanzia. che dà del fatturato, con fatturato, pagare il fatturato, non roba campata in aria o possibilità di fatturare. Se uno arriva lì e presenta un contratto che ha fatto con degli interlocutori seri, in cui fa vedere quanto fatturerà, e in base a quel fatturato decide di fare degli investimenti dal punto di vista sia dell'information technology, dell'intelligenza artificiale o della robotizzazione, ma le banche intervengono e danno abbastanza, cioè aiutano abbastanza in questo, cioè non sono ottuse. Certo, deve esserci il fatturato, tu devi essere andato dal tuo cliente e gli devi aver detto: guarda, io sono in grado di fare questo prodotto che costa così e te ne posso vendere 1.000.000 di pezzi o di capi o di bottiglie a questo prezzo. Tu mi fai il contratto, se riesci a farsi fare il contratto, a quel punto con quel contratto vai in banca e la banca è sensibile, molto sensibile. Allora, la banca è imprenditori sensibile, io italiani sono lo ancora più sanno, sensibile, mi sto rendendo conto appunto che ti ho sempre coinvolto in queste trasmissioni, ma non ti ho mai sponsorizzato, o come si dice, spoilerizzato. Ecco, io non, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Libertà, in particolar modo dello spazio PIU, se voi avete interesse in quello che appunto il nostro Carlo Persano sta dicendo, no, ci non sta farmi questa cosa, ti spiegando, ringrazio. chiamatelo, oppure chiamate direttamente a me, io vi passo il contatto. E no, così uniamo l'utile al dilettevole, Carlo. Noi le cose le abbiamo sempre fatte a gratis, come si dice, giusto, no?
Se qualche sì. volta può venirne a fare anche un vantaggio, ben venga, è giusto, è sacrosanto che arrivi. Poi soprattutto se arriva da una persona competente e eticamente a posto. E Carlo Persano, questo ve lo posso garantire io dal punto di vista etico, è a posto, è un signore. Scusate l'interruzione, abbiamo una Prego. chiamata. Diamo spazio agli ascoltatori. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Sì, sono Lisetta, come al solito, che vi disturbo. Lise- Buonasera a tutti e No, non due. ci... Buonasera Allora, Lisetta. Buonasera. buonasera a tutti e due, ripeto. Allora, volevo dare un merito al ministro Giorgetti, cioè, visto che avete parlato anche un po' di economia, ci metto dentro anche questo, il caso Francia e la lezione dell'Italia. Non so se ha sentito il suo collega. Sì, sì. Cioè, certo. la Francia non è, secondo me, un'economia periferica come la Grecia, è la seconda, sempre secondo me, economia dell'Unione Europea. Allora, se i mercati iniziano a dubitare dei titoli francesi, potrebbe crollare, secondo me, la fiducia dell'intera architettura dell'euro. Cioè io ci metto dentro anche questo di testa mia. La Francia non può e non deve vacillare, secondo me, ma i conti pubblici francesi non sono rassicuranti e non lo è nemmeno la capacità del governo Lecornu di attuare le riforme necessarie a dare sicurezza al paese. Lo scorso anno il deficit francese ha raggiunto quasi il 6% del PIL, quest'anno sarà di poco inferiore, mi sembra comunque ben oltre il parametro europeo del 3%. E volevo terminare, l'Italia salvando se stessa con quella serietà, dico io, e responsabilità collettiva che ha riconosciuto il Censis, ha salvato anche l'Europa. Ora è il turno della Francia di farlo. Io vi saluto e buona serata a tutti e due. Grazie Lisetta, grazie. Buonasera. Carlo. È la situazione di adesso, è la situazione di adesso. Cioè, io, se permettete, ci metto giù un carico anche ulteriore. È vero che hanno i conti pubblici, hanno grosse difficoltà sui conti pubblici francesi, però c'è anche da dire un fatto. Io voglio parlare, e questo riguarda sia i francesi che i tedeschi. Loro, dominando il fatturato dell'economia europea, e dominando il fatturato voglio dire dominando anche gli accordi commerciali che consentivano quel fatturato, perché dicevamo prima di Benigni, della Costituzione più bella del mondo, ma nessuno ha chiesto il permesso al paese, agli italiani, di entrare nell'euro, ci sono entrati senza chiedere il permesso, ma dal mio punto di vista, diciamo, di osservatore delle aziende, peggio ancora, nessuno ha chiesto il permesso di entrare nelle organizzazioni mondiali commerciali mondiali, tipo il la World Trade Organization, che era la prima di tutte, dove si era impostato tutto uno schema societario in base al quale non dovevano esistere i dazi e non doveva esistere il sostegno dei governi nei confronti delle aziende del proprio paese. Cioè, per dirne una, la Cina non doveva mettere dei dazi né evidenti né occulti nei confronti dei prodotti, per esempio italiani, e il prodotto cinese altrettanto non avrebbe ricevuto dazi. Allora, già qui che cosa è successo? Che il loro prodotto aveva poco e niente di dazio. I nostri prodotti, quando andavano di lì, dovevano superare tutta una serie di scogli e di dazi. Prodotti alimentari non ne parliamo. Dazi anche occulti, perché se tu un prodotto lo fai arrivare, che già ci vogliono 30, quando funziona Suez, ci vogliono 36 giorni per arrivare in Cina, in più se lo prendi e lo tieni 40 giorni in dogana, è come avergli messo un dazio, capito? Quindi è un dazio occulto. Quindi questo già era un elemento.
L'altro e francesi e tedeschi chiudevano gli occhi, tutti e due gli occhi, e li facevano chiudere a tutti gli altri paesi europei. Dopodiché c'era il secondo elemento che diceva: i governi non devono sostenere le imprese, perché se no si crea una concorrenza sleale, giusto? Se io ricevo finanziamenti dal governo e per esempio non pago i trasporti, come succede per tantissimi prodotti cinesi, è chiaro che io ho quel 4, 5, 6% di vantaggio in più rispetto al mio competitor, al mio concorrente. E anche su questo facevano tutti finta di non sapere che si succedeva questa cosa su grande scala. E già il secondo punto abbiamo visto. Nel primo punto gli hanno lasciato i dazi occulti, il secondo punto gli hanno lasciato i sostegni governativi. Dunque, terza cosa, probabilmente la più grave di tutti, loro hanno ceduto tecnologia, in cambio ovviamente di lauti guadagni, hanno ceduto tecnologia ai cinesi con due atteggiamenti. Il primo atteggiamento era, tanto prodotto cinese, lo sappiamo, no? Una cinesata, no? Adesso facciamo il discorso quasi da bar, no? Non era questo atteggiamento, come dire, non arriveranno mai alla nostra qualità. Questo era il primo atteggiamento. E l'altro atteggiamento era: lasciali crescere, che vedrai che fra un po' il popolo cinese chiederà lo stesso welfare, le stesse sanità, le stesse pensioni che abbiamo noi, e quindi loro perderanno tutto il vantaggio competitivo perché inizieranno ad avere i costi come li abbiamo noi, dove le aziende devono stare attente ai fumi, giustamente, tutte queste cose. Non voglio dire, mentre lì si va in città, io ho viaggiato abbastanza per lavoro in Cina, ci sono ciminiere ovunque, anche in centro alla città, quindi hanno fatto tutto questo, i francesi e i tedeschi. Dopodiché che cosa è successo? È successo che improvvisamente si sono accorti che le aziende cinesi erano andate avanti per i loro conti, studiando, un po' come fecero i giapponesi tanti anni fa, no? E tirando fuori prodotti innovativi e anche di un ottimo livello tecnico e di qualità. Per esempio nel settore dell'auto, fino a 2 anni fa i cinesi vendevano tra il 10 e il 15% di auto in Europa, le loro auto erano il 10-15%, adesso stanno puntando al 30%. E al contrario, per esempio le auto tedesche avevano il 30% del mercato cinese e adesso quel mercato è praticamente scomparso. Cosicché che cosa è successo dopo tutta questa genialata di questi signori che avevano in mano il controllo e le leve di Bruxelles? Allora cosa facevano? Dicevano: fai arrivare in Europa tutto il prodotto cinese, tanto non si ferma né in Francia né in Germania, minima parte da noi. Lascialo andare in Italia, in Spagna, in questi paesi qui. E poi invece si è verificato che si è fermato da loro. E quando si è fermato da loro è successo che la Volkswagen di botto si è trovata col 25% delle auto invendute ferme nei piazzali, invendute, e quel 25% corrispondeva a un 25% di capacità produttiva extra.
non è che se ne sono accorti dalla sera alla mattina di questa cosa. No, È però una forse cosa... Carlo è che loro, come al solito, a loro tutto è concesso e permesso, perché poi mi pare che sia i francesi che i tedeschi sono quelli che gli hanno fatto i maggiori inquisitori di ogni minima cosa che veniva fatta in Italia, o mi risulta male. Avevano Ti sempre da risulta criticare bene che i perché nostri loro comportamenti. chiaramente in cambio di queste, di tutte queste, di queste tre scimmiette che non vedevano, non sentivano e non parlavano, è chiaro che loro poi mandavano lì i contratti della grande ingegneria. Noi ne avevamo per 5 milioni di euro, loro per 52. È chiaro che miliardi di euro, scusa, non miliardi. Quindi è chiaro che c'era questa situazione. Se non che poi l'Italia cosa ha fatto? L'Italia, soprattutto con questi ultimi governi, non so come mai, perché c'è stata una propulsione, probabilmente è stato un ottimismo che si è generato nel paese, una voglia di tornare un po' a primeggiare dell'Italia, c'è stato anche questo. E gli italiani, come detto, hanno preso e sono andati a cercarsi il lavoro nei paesi che non si filava nessuno, e ne hanno trovato tantissimo. Hanno avuto le coperture assicurative sui pagamenti, sono stati tutti molto capaci di realizzare bene questi contratti, e invece la Germania e la Francia erano in grandi difficoltà, come ha detto la nostra ascoltatrice, che ha detto molto bene. Erano in grandi difficoltà, i loro conti pubblici non ricevevano più il respiro di tutto quel fatturato che arrivava, e il fatturato iniziava a calare. La Volkswagen, la BAS, non era solo il settore automotive, sono 7-8 settori che sono in profonda crisi in Germania e in Francia. La Stellantis in Francia, che dopo aver tartassato le aziende italiane, poi è chiaro, alla fine proprio per mancanza di visione, di capacità, si sono trovati a avere di conduzione sbagliata. Carlo, perdona, tu dici mancata visione, secondo me c'è stata più la complicità, perché c'è stato qualche italiano che invece di curare gli interessi nostri ha favorito gli interessi dei francesi. No, Alla quello fine, per appunto, carità, è ovvio. Sì, quello per carità. Però nonostante questo, nonostante loro abbiano tentato di schiacciare sotto il tallone gli italiani, poi oggi stanno subendo una concorrenza che non riescono a rivoltare, capito? Quindi loro stanno diminuendo le entrate del paese, il gettito fiscale del paese, perché sta diminuendo, dopo aver sfruttato all'osso l'Italia gli sta diminuendo, e mentre l'italiano ha preso la valigetta e è andato a cercarsi altra roba in giro, visto che loro ne sottraevano sempre di più, e loro questo fino adesso fortunatamente non sono riusciti a farlo. Quindi hanno passato la tecnologia ai cinesi, i cinesi hanno preso questa tecnologia e hanno creato una loro tecnologia, cinesi, indiani, non solo i cinesi, non è che voglio demonizzare i cinesi. Gli indiani sfornano tipo 1-3 milioni, altro 2 milioni di ingegneri ogni anno, non sono dei peracottari, sono ingegneri che sanno quello che c'è da fare. Quindi gli hanno regalato tutta la tecnologia dicendo: tanto non diventerai mai bravo come me, e tanto prima o poi avrai i costi sociali uguali ai miei, e quindi ti dovrai mettere ridimensionare, ti dovrei mettere alla pecorina e aspettare appunto e servirci come meglio ci serve a noi. E insomma hanno fatto i conti senza l'oste, sia francesi che tedeschi. Hanno sbagliato tutto con la globalizzazione, perché per loro la globalizzazione era questo: fare i finti accordi con
la World Trade Organization, e sfruttare, vista la loro potenza, la parte dell'accordo a svantaggio dei loro fratelli europei, partner europei, chiamiamo i fratelli, perché uno che ti frega non mi viene da Tanto chiamarlo fratello non è. Però, Né fratello né manco tanto amico, insomma. Però ecco, noi ce sono ne rimasti siamo accorti invischiati o nel loro no? gioco della globalizzazione. Carlo, ma secondo te i governanti che abbiamo solo se ne sono accorti di questi particolari, stanno ponendo in essere giusti comportamenti per cercare appunto di risollevare quanto era stato affossato dai governi precedenti o no? Ci possiamo sperare o, come si dice, Ma chi di guarda, speranza vive, disperato muore? io dico una cosa, a me piace molto come si stanno comportando gli italiani, questo sì. Gli italiani si stanno comportando come quando succede sempre che metti un italiano alle strette contro un angolo. Cioè l'italiano sa trovare la strada. Quindi questo è sicuramente non ci sono governi come i governi precedenti che cercavano di massacrare la piccola imprenditoria. Questo governo, almeno questo bisogna riconoscerlo a pieno. Li hanno supportati con le assicurazioni sui fatturati, che non erano regali, erano una valutazione del rischio su quel fatturato in un paese sconosciuto, ma è una valutazione che alla fine ha portato davvero il fatturato. Chiaramente ci sarà stata anche qualche defiance, però sono state minime. Quindi questo sicuramente l'hanno fatto bene, che vuol dire hanno cercato di non bloccare la macchina dell'italiano, la macchina, diciamo, dell'efficienza dell'italiano. Quello che non hanno fatto, che a me dispiace un po', è che non sono saltati in testa a tutto quello che facevano quegli altri prima. Sì, l'hanno fatto un po' col cinema, che gli hanno levato tutti i finanziamenti a quei film idioti che venivano fuori, che non si sapeva neanche perché dovevano ricevere questi finanziamenti, però situazioni come MPS e come quella Ponte Morandi, come la Ponte Stellantis. Morandi Là gridano ancora vendetta, ecco. ci siamo sempre tu ed io qua da Radio Libertà, che invece spacchiamo sempre maroni e siamo sempre Gridano attenti. ancora vendetta quelle due situazioni lì, sì. Vabbè. Carlo, ti ringrazio per la tua presenza e ringraziamo gli ascoltatori e le ascoltatrici per averci seguito fino adesso e salutiamo perché siamo alla fine dei nostri minuti. Grazie a Perciò tutti voi, grazie Mimmo. grazie Carlo Persano. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ci sentiamo al prossimo spazio più di Radio Libertà. Proseguite ad ascoltare i canali di radio, le trasmissioni di Radio Libertà. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Avete ascoltato